bello mangiare, sì, come dice il nostro maestro, il grande maestro della canzone napoletana, voluto bene in tutto il mondo, non ci stava in un paese dove non voleva, cioè che non volevano bene in America, volevano bene a Spagna, volevano bene in Argentina, in Brasile, in tutto il mondo, ma pure i napolitani volevano bene assai. E intanto a me manca tantissimo il grande maestro Mario Merola. La ricetta che ti va suonare, la ricetta di oggi chef, la vita fa capace, ma mondo non ci sta. La cosa che è più bella è che è chef o magnà, ok. Allora regia, se mi aprite il microfono di Pietro così vediamo a che siamo arrivati. Allora niente, noi eravamo al riso scaldato. Allora vogliamo fare un po' un piccolo riassunto. Facciamo, sì, riassunto. Allora il classico risotto, diciamo, all'insalata, solo che però all'aggiunta di mais e carote abbiamo aggiunto, diciamo, prodotti di mare, che sarebbero tonno fresco affumicato, polipo all'insalata tagliata soltanto un pochettino più sottile, gamberetti, e poi dopo gli andremo ad aggiungere dei frutti di mare. Giusto per la decorazione del piatto. Noi abbiamo aggiunti tutti gli ingredienti, dobbiamo solo condirli. Sì. Posso, se permetti. Vai. Allora, che cosa abbiamo messo poi dopo? Abbiamo messo i mais e le carote. Esatto. Benissimo. Poi andremo ad aggiustare di sale. Sì. E gli andremo a premere un po' di limone dentro. Un po' di limone dentro, esatto. Benissimo. Fate attenzione quando fate questa operazione. Poi la roba ma dice pure questo piatto quanto costa il costo? No, vabbè, il costo non è molto, no, assolutamente. Poi se venite a nome di Anna Lucia al mio ristorante, sicuramente avete un prezzo particolare. Ok, andiamo a premere i limoni. Penso che per questa quantità, per 2 persone, 1,5 limoni possono bastare. Benissimo. Quindi poi è sempre un fatto soggettivo, a chi piace di più. A me piace tantissimo il limone. Il condimento è quello che tu mi puoi insegnare, perché questo è il tuo mestiere, il tuo lavoro, la tua passione. Dimmi. Senza condimenti che sapo piatto? E niente proprio. Diceva Bonanno papà mio, Pietro, diceva: allora, noi a rumeni che abbiamo speso 30.000 lire quando a frittura e pesce all'epoca a via Soprammuro all'Avinaio, nel mio quartiere. Una frittura e pesce costava 30.000 lire. Allora papà diceva 30.000 lire una frittura e pesce, per una bottiglia rossa che costa 3.000 lire, e che faceva? Allora papà diceva: come abbiamo accattato 30.000 lire una frittura e pesce, abbiamo accattato pure l'olio buono. È normale, se no perdevi o chittammo. Quindi eravamo? Allora abbiamo premuto, diciamo, il limone, un limone e mezzo. Esatto, e glielo versiamo nel contenitore. Sì. Questo andiamo a condire con un po' di olio extravergine. Sì. E va bene. E dopo andiamo a mischiare, diciamo, tutti. Sì. Ecco, sì, se alzi, bravo, che la regia sta inquadrando, ecco. Tutto nella pentola. Tutto in diretta qua. Sempre e solo siamo in diretta su RTC Targato Napoli, su TV Campane e anche sulla 4. E prossimamente ci saranno ancora delle cose belle, però non vi potremo svelare i segreti, perché poi voglio dire Enzo e Ciro Marigliano che vuol dire a fare? Stanno esprimendo tutte cose, mi sa festa, non fa niente. Da lunedì ci sarà una grande sorpresa. Però non lo diciamo. Allora, Reggi, madonna mia, che buono! Mamma mia! Quindi questo è il risotto alla pescatora freddo. Allora, il risotto alla pescatora freddo, perché di solito noi quando andiamo nei ristoranti che ci portano il primo piatto, l'uscita del primo piatto, c'è il risotto alla pescatora, che fosse quello là un po' caldo. Sì, diciamo il classico proprio. Questo proprio. Diciamo è una rivisitazione anche per approfittare, diciamo, di questi primi caldi, potrebbe essere un'idea per tutte le signore che ci ascoltano. Guardano, sì. Allora Pietro, andiamo a comporre. Allora, nel frattempo che tu vai a comporre, che intanto la regia fa vedere le immagini, ogni tanto inquadrate la regia al nostro chef Pietro. Io mi vado a prendere una bella diretta di una bella napolegna come noi, ok? Va bene. Allora io Izza cornetta e vedo chi mi aspetta. Pronto?
Pronto? Buongiorno, con chi ho il piacere? Ieri non mi hai messo brano di Rosilio incompresa. Aspetta, mo tu metti. Ma aspetta, prima mi senti qua, Sono sì. una delle prime a chiamarti. Senti, sì. Magnami. Lui la vita fa capace, troppo mondo non ci sta. Ada cosa che è più bella Romagna. È bello Magna, Magnami sono belle cozze che favorite che mi faccio consolare. Oramai ho capito come prenderti. Sì. No, Sì. no, ma non mi prendi così. No? Ora come ti pigli a te? Con la gola no, amore, a te mi ha pigliato che canzone. Che canzone? Allora aspetta un momento, regia, preparami la canzone della compagna mia, Rossi Viola, che la prossima settimana sarà mia ospite, proprio incompresa, vuoi sentire? Perché si mettiamo ancora, non è più bella? Ancora, io ti voglio bene ancora. Ah no, che dici? Amica? Però volevo sentire quella là perché non la sento da un sacco di tempo. E non ti preoccupare, settimana che ti svene Rossi Viola e ti faccio sentire che là, ma ti faccio sentire che Poi il modino risotto, mangiato risotto. Allora, guardate, Il fratello entra con la moglie. amica, guardate su RTC Targato Napoli, all'improvviso che cosa succede? Cioè, vi mangiate 2 uova da un piatto, cioè nel senso che da una parte sto parlando io con RTC Targato Napoli e dall'altra parte c'è il nostro chef che sta preparando l'insalata di riso fredda, cioè queste cose. Vabbè, ma abbiamo pure Antonella Clerici, con gli ingredienti e tutto. E chi fosse Antonella Clerici? Tu. Ah, io? Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Regia, mettimi un po' Raffaella Carrà, mi piace, vai, perché a già parliamo un po' che se siamo magna mia e San Giovanna Graunare è uno dei fans me più fans di esso, non ci sta niente. Perché più napolitano di te esiste solo o Vulcano. Ma è normale, noi siamo napoletane verace. Verace, siamo fieri di parlare napoletano e di essere napoletano. Non abbiamo mai sputato nel piatto dove abbiamo sempre mangiato. Ah, mi piaci. Mi piaci. Tanto sai perché? Sembra incredibile, ma sono cotta di te. Mi piaci. Magnami che sei tutto per te. Ah, mi piaci. Grazie. Mi piaci. Grazie amica, ti voglio bene, vai con i tuoi saluti e io vi ringrazio. Saluto mio fratello Enzo con la moglie Patrizia. Sì. Con i suoi figli, saluto a mia cugina Marianna di Pico Lungo con i suoi 2 bambini, Tony e Ciro. Io saluto tutto San Giovanni a Carbonara, in particolare per il supermercato, per tuo fratello con il chiosco del il banco grosso delle E cozze. la famiglia Caldore. La famiglia Caldore e pure la Genepesca, saluto la Genepesca. Salutiamo pure la Genepesca a tutti quanti, a tutti i commercianti San Giovanna Graunar. Va Non ti bene? preoccupare. Amica, ti voglio bene, buon fine settimana, ciao. Che stai? Chef, hai visto il mio popolo napolegno come. Però devi guardare avanti. Il mio popolo napolegno come mi vuole bene. Ti seguono in tanti e ti faccio i miei complimenti. Grazie. Allora, che eravamo che stavamo preparando, abbiamo messo il riso nella padella, giusto? Esatto. Subito dopo il riso abbiamo messo i polipi, il tonno, mais, carote Sì. e poi l'abbiamo abbellito con un po' di frutti di mare e gamberetti. Benissimo, ok. Nel frattempo tu accoglievi i tuoi, noi l'abbiamo completato. Raccoglievo la mia Quando- amica, esatto. l'hai completato. Quando vuoi. Ok, già la vogliamo far vedere? No, Come vuoi tu. aspetta, all'ultimo, Come se vuoi no finisce tutte cose. Tutto questo, secondo te, chef, quanto potrebbe costare? Perché di solito ci stanno anche delle famiglie che dicono, ma fa che chissà quante cose. No, Non è vero, costa a parte pochissimo. che questo diciamo è un molto facoltativo. Io Sì. qua ho usato diciamo dei frutti di mare che tipo taratufi, vongole, verace, però diciamo viene buono anche con le semplici cozze, lupini, quindi questo andiamo su un prezzo base di 5-6 euro, non di più, non di niente Che di possono mangiare un piatto per quante persone?
Allora, noi quello che noi abbiamo preparato sono per 2, anche 3 persone. Per anche 3 persone. Sì. Guardi, proprio niente, proprio pochissimo. E il riso è un alimento povero. Poi ci stanno con mezza carota. Bisogna con avere un pochettino, un po' di passione, Esatto. un po' di preparazione. Quella Ma che ho- tutto ci vuole la Sì, passione. ma quella che io ho trovato venendo in questi studi, perché ti dico la verità, a parte che ti ringrazio te Enzo che No. avete invitato e ci avete dato modo per farci conoscere se mai ce ne fosse il bisogno. Però ho notato che quando sono venuto qua ho trovato la passione, la stessa passione che io, diciamo, chi fa il mio mestiere. Io tengo passione per il mestiere mio. Esatto, e quindi ti ringrazio ancora. Veramente pure io ti ringrazio tantissimo perché tu hai tanta passione nel tuo lavoro, ma io ho tanta passione e io penso che anche tu come me rinunci a tante cose per il tuo lavoro. Infatti. Rinunci le vacanze, rinunci di stare la domenica a casa, è vero o no? Esatto, assolutamente e sì. stai parlando con uno che rinunci da una vita a tante ma Lo tante so, ma cose poi tu diciamo ci segui in questi percorsi perché Sì. frequenti più ristoranti ristoranti che- per le cerimonie. e Esatto, tutto. quindi ci conosci bene. Ok, allora